Al via dunque la settima corsa, Tris Quartet Quinte, dall'Arcoveggio confronto con Autostart sul doppio chilometro, Viola Orsini, Ussaro Egral, Vaumar, Uranimato, Vivaldi, Valencia Mini in prima fila, Van Helsing Font, Valle Incantata, Umo del Ronco, Victor Trio, Fetero P, Vivienne F in seconda, in terza Unicrec e una bella gara, favore in chiusura per Victor Trio numero 10 Marco Stefani, macchina che comincia ad accelerare. Stacca in questo momento e vediamo c'è lotta con il numero 4 di Uranimato che cerca di sfilare ma rientra molto bene all'interno, intanto ha rotto Van Helsing Font, rientra Numero molto bene 2 ma Ussaro sbaglia Ussaro Egral Egral squalificato. e così è Numero Uranimato che 5 scivola al Vivaldi comando. squalificato. Numero 7 Van Helsing Font Alcune squalifiche squalificato. già c'è intanto all'esterno la progressione di Victor Trio. E Victor Trio velocissimo dalla seconda fila va a chiedere strada a Uranimato e la otterrà. 400 metri in 29,8. Victor Trio dunque partito benissimo dalla seconda fila e guida ora su Uranimato e Viola Orsini che è in terza posizione, mentre in quarta vediamo Vaumar. Percorsi esterne Valencia Min dopo 600 metri in 45,4. Cavalli ora che stanno per completare il primo giro in 1 minuto e 7 decimi. Il vantaggio è Victor Trio che ha chiuso favorito, in seconda posizione rimane Uranimato davanti a Viola Orsini, non migliora più di tanto Vaumar per il momento. Valencia Min. E chilometri iniziali in 1,17 per Victor Trio. 16,3 la frazione in curva, nessuno degli altri muove ora all'esterno, rimane sempre Valencia Min scoperta al largo con in schiena Uma del Ronco, poi nelle ultime posizioni ancora Fettelo P, mentre c'è una bella gara che in terza pariglia esterna, 600 alla conclusione per Victor Trio. Continua a guidare su Valencia Mina all'esterno, Uranimato allungo la corda, poi Viola Orsini, ora la mossa di una bella gara in terza ruota, una bella gara viene decisa con spunto cattivo a 400 dalla conclusione. Terza ruota è anticipata da Uma del Ronco che a sua volta cerca di portarsi su Victor Trio, intanto anche Unicrec ha spostato e viene via in terza ruota, ma è una bella gara quella più insidiosa al momento per Victor Trio in vantaggio. Ha sempre in schiena Uranimato, poi una bella gara, ma anche Unicrec che si unisce, Uranimato all'interno, nel finale Victor Trio viene a concludere facile, vince su una bella gara che batte Uranimato, al quarto dovrebbe essere Unicrec, 28 secco a chiudere, davvero una chiusa importante per Victor Trio che vince ancora nettamente. Nel finale chiude fortissimo comunque una bella gara che veniva da dietro e si è assorbita un'ultima curva in terza ruota. Andiamo a rivedere le fasi finali. Numero 10 di Victor Trio al primo posto, al secondo dovrebbe essere una bella gara, se abbiamo visto bene. Vediamo nuovamente il finale di una bella gara che va su Uranimato. Andiamo in rallenti finali con Victor Trio che chiude davvero alla grande, 28 secco a chiudere. Secondo posto dovrebbe essere una bella gara davanti a Uranimato, poi il numero 13 Unicrec, il numero 9 Uma del Ronco. Per un ordine d'arrivo che numericamente dice 10, 14, 4, 13, 9, naturalmente attendiamo la ufficializzazione del verdetto. Intanto ci mostrano nuovamente le immagini dell'ultima curva con la terza ruota di una bella gara che finisce a bomba, ma c'è una chiusa in 28 che per lei vale sicuramente molto meno, ma Victor Trio questo tipo di corse le conosce a menadito. Nel finale stacca ancora molto bene e vince una bella gara con ottimo speed finale, conquista il secondo posto di misura su Uranimato che corre comunque molto bene. Poi al quarto chiude il numero 13 Unicrec e al quinto il numero
9, Uma del Ronco. È tutto per l'ippodromo Arcoveggio, l'appuntamento è per domani pomeriggio ore 15, anzi 14:55 per la disputa del Gran Premio Continentale relativo Filli più Memorial Gasparetto.